Qual è la situazione attualmente che lei gestisce come commissario in questo momento di grande crisi idrica? Guardi, la situazione è alquanto drammatica, nel senso che sui volumi quest'anno resisi disponibili e assegnatici a noi come consorzio di bonifica, chiaramente in tutti i territori stiamo cercando di fare un piano di riparto di questa esigua risorsa idrica disponibile in modo tale da poter soddisfare le richieste che ci arrivano dal mondo agricolo. Chiaramente quest'anno in alcuni territori per alcune colture non possiamo e non potremmo dare acqua per l'irrigazione, quindi daremo informazione agli agricoltori, chiaramente tutto questo condiviso con le organizzazioni sindacali agricole. Nei giorni scorsi abbiamo avuto già il primo incontro dove si è parlato del riparto della poca acqua che c'è sulla diga Castello, quindi siamo nel comprensorio di Ribera. Mercoledì prossimo incontrerò le organizzazioni sindacali per parlare di quelle che sono le situazioni e i volumi disponibili sulla diga Furore, sulla diga di Naro. Quindi su questo chiaramente una concertazione univoca per addivenire ad una possibile soluzione in modo tale da dare risposte al mondo agricolo. C'è un rischio per le arance di Ribera e per la pesca di Bivona? Per la pesca di Bivona abbiamo già iniziato a dare acqua da sabato scorso. Chiaramente i volumi resisi disponibili rispetto agli anni precedenti. Negli anni precedenti il consorzio distribuiva circa 800.000 metri cubi di acqua, quest'anno per la pesca di Bivona nel piano di riparto sono 300.000. Sul ragionamento della diga Castello, quindi il comprensorio di Ribera, un territorio altamente vocato all'agrumicoltura della Sicilia, chiaramente su 2 milioni di metri cubi, ma che poi si riducono a 1,7 milioni perché 300.000 sono stati dati per la pesca di Bivona, sarà difficile poter fare una stagione irrigua tranquilla così per come è stato negli anni precedenti. Per la diga di Naro? Per la diga di Naro i volumi disponibili ci consentono di assicurare una stagione irrigua tranquilla. Chiaramente la cosa che noi vorremmo evitare che accadesse di comunicare agli agricoltori, soprattutto per le colture ortive, visto che il fabbisogno in acqua è maggiore rispetto ad altre colture, soprattutto per le colture quali la vite o l'olivo, di dire all'agricoltore cercate di razionalizzare l'impianto di queste colture onde evitare di fare investimenti che poi non trovano ristoro economico. Ecco, lei ha annunciato poco fa al convegno che sospenderà le bollette, diciamo, del consorzio per pagare l'acqua per il 2024. Cosa c'è diverso? Sì, chiaramente dico io sospenderò le bollette in ragione di quello che sarà il provvedimento che l'assessorato agricoltura, l'organo di vigilanza sui consorzi, emanerà nei prossimi giorni per dare, diciamo, risposta soprattutto in questo grave momento di criticità che c'è in campagna, quantomeno di poter sgravare su quella che sarà l'acqua che verrà utilizzata dagli agricoltori sull'annualità 2024. Quindi gli agricoltori possono recarsi presso le sedi a prenotarsi l'acqua e in questo momento non c'è bisogno di andare a pagare nessun bollettino. Ultima domanda, ecco, mercoledì lei sarà ad Agrigento per un incontro con le forze sociali e i sindacati? Sì, sarò ad Agrigento per concordare con le organizzazioni sindacali agricole quello che noi pensiamo come piano di riparto in modo tale da esserci una condivisione, così per come da parte del governo a me è stato dato come atto di indirizzo, perché tutte le scelte che il commissario farà saranno sempre condivise con le organizzazioni sindacali.